Vogliamo un piano di screening coronavirus per tutti i sardi. Il 31 gennaio il Consiglio dei Ministri dichiarava lo stato di emergenza per la durata di 6 mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso al Covid-19. Ci si aspettava che da subito il presidente Solinas e l'assessore competente Nieddu agissero di conseguenza, attivando misure urgenti consigliate dal Ministero della Salute per scongiurare il possibile diffondersi del contagio in una regione fino ad allora free zone, oltre ad attivare uno strumento già esistente, e cioè il piano pandemia influenzale Regione Sardegna 2009-2010, emanato con determinazione ministeriale numero 908 del 15/9/2006, che aveva come obiettivo quello di dotare la Sardegna di uno strumento operativo che traducesse nella realtà regionale le indicazioni contenute nel piano pandemico nazionale influenza, allo scopo di rafforzare la preparazione ad una possibile pandemia attraverso un'opportuna programmazione. Invece l'assessore e il presidente sottovalutarono l'emergenza con un atteggiamento a dir poco irresponsabile, sperando nella buona sorte e invocando l'aiuto di Sant'Efisio, anziché attuare almeno queste misure già stabilite, per tutelare i sardi e in primis gli operatori sanitari, il personale ospedaliero, i medici di base e i pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie e altre categorie di lavoratori che operano all'interno di queste strutture, personale delle pulizie, vigilanti e altro. Detto questo, quando il contagio arrivò nella nostra Sardegna, ci trovammo in effetti completamente indifesi e impreparati a causa 1. della mancata attuazione delle misure previste dal piano, 2. della reiterata distruzione della sanità pubblica sarda prodotta da anni di politiche scellerate. La Sardegna non è minimamente in grado di affrontare nessun tipo di emergenza di tipo sanitario, neanche di portata inferiore a quella che stiamo attraversando. Questo l'abbiamo purtroppo vissuto sulla nostra pelle, pagandone le conseguenze non solo oggi, ma da decenni. Il depotenziamento delle grandi strutture ospedaliere e le chiusure di ben 11 piccole, che in questo frangente sarebbero state salvavita per la popolazione di quei territori, solo oggi sembrano vestirsi per i più del grave significato politico, ma soprattutto umano che hanno. Recentemente abbiamo infatti assistito all'esploit con la mancanza di posti letto in terapia intensiva, con la grave carenza di rianimatori ed anestesisti, nell'impossibilità di intervenire nelle urgenze, nemmeno col tanto decantato e sopravvalutato, nonché costosissimo, servizio di elisoccorso. Ricordiamo a tal proposito la recente tragedia occorsa ad una giovane maddalenina che ha perso la sua bambina a causa della mancata tempestività di azione. La situazione oggi è indescrivibile, surreale. Tutta la sanità pubblica sarda sta implodendo sotto l'incompetenza e la malafede di una classe politica e dirigente passata e presente che, come un Robin Hood in reverse, sottrae soldi e servizi al settore pubblico per elargire al privato. Gli ospedali e tutte le strutture sanitarie e di cura sono diventati i luoghi a più alto rischio di contagio. Qualsiasi visita, controlli, esami e follow-up e molti interventi chirurgici, persino oncologici, sono stati rimandati lasciando i pazienti a se stessi. Caminera Nuova propone di bypassare e contemporaneamente sbloccare questa situazione, anche in previsione del momento in cui si dovrà affrontare la fase 2, ovvero l'allentamento del blocco totale che permetterà un primo riavvio della vita economica, sociale e produttiva. Proponiamo quindi un piano di screening a tappeto, con tutti i mezzi a disposizione, tamponi, test o qualsiasi altro strumento ritenuto efficace allo stato attuale da studi scientifici, partendo ovviamente dalle categorie in prima linea nel fronteggiare l'emergenza e dalle categorie a rischio, che spesso coincidono. Operatori sanitari, volontari dei servizi di primo soccorso, professionisti sanitari che operano in case di riposo, di cura, in strutture di riabilitazione, nosocomi, lavoratori ausiliari addetti alle pulizie, di vigilanza e tecnici ospedalieri, medici di base, impiegati in filiere per la produzione di generi di prima necessità, e poi le categorie a rischio, che vedono primariamente anziani, soggetti immunodepressi, soggetti con comorbidità, senza poi dimenticare i carcerati
e il personale addetto nelle strutture penitenziarie. Il piano di screening potrebbe permetterci la riapertura graduale e monitorata. Contemporaneamente tutelerebbe sia i soggetti non infetti, che potrebbero riprendere le loro attività quotidiane, sia i soggetti a rischio che gli eventuali asintomatici. L'Istituto Superiore della Sanità si è più volte espresso positivamente in merito a questo approccio. Ricordiamo inoltre che varie regioni come la Toscana, il Veneto e l'Emilia-Romagna, che sono peraltro eccellenze nella sanità pubblica, e la maggior parte delle loro risorse vengono proprio destinate a questa, pur non essendo come invece è la Sardegna, delle regioni a statuto speciale, quindi non dotate di autonomia e possibilità normative e legislative, stanno già attuando progetti di screening mirati nell'intento di tutelare i loro cittadini sia dal punto di vista sanitario sia in prospettiva dal punto di vista economico e sociale. Dove possiamo reperire i fondi necessari per l'attuazione di questo progetto? Oltre che con i finanziamenti già approvati allo scopo dal Ministero della Salute, oltre ai fondi stanziati dalla Regione nel bilancio regionale per la sanità pubblica e privata, la Regione Sardegna potrà dotarsi di tutto l'occorrente necessario, macchinari, personale medico dedicato, kit diagnostici, usando i fondi destinati sino ad oggi alle cliniche private foraggiate con soldi pubblici, in particolare quelli destinati al Mater Olbia. Vogliamo che vengano bloccati e fiscalizzati quelli già stanziati almeno per il biennio 2020-2021 e approvati all'unanimità nel luglio 2019 dal Consiglio regionale con la legge prima variazione di bilancio per l'avvio delle attività del Mater Olbia, che ammontano alla cifra di 130 milioni di euro. Questa richiesta e la nostra proposta politica ci ricollegano a un altro quesito politico che, come Camminera Noa, poniamo con apprensione al presidente Solinas in merito anche alle sue dichiarazioni di stato di emergenza stabilite per il 31, sino al 31 luglio. Gli chiediamo, basandosi su quali parametri e informazioni che forse ancora non sono a conoscenza della popolazione sarda, abbia stabilito questa data. Non ci risulta infatti finora esistente nessun piano regionale di rientro dalle attuali misure di contenimento per passare dall'attuale fase 1 alla fase 2, quindi quella della ripresa graduale delle attività sanitarie, sociali ed economiche della Sardegna. In particolare riguardo il settore turistico, che a quella data sarebbe dovuto essere già in piena attività. Tutto questo ci preoccupa e ci insospettisce anche alla luce del fatto che, nonostante la situazione emergenziale, i lavori della regione, della giunta regionale, continuino su altre tematiche, altri lidi, che evidentemente sono considerati dalla giunta Solinas più urgenti e prioritari. Questo rispetto alla situazione sanitaria invece che stiamo affrontando. Chiediamo al presidente Solinas che le nostre preoccupazioni chiediamo se sono fondate e che non ci sia qualcosa di pericoloso e strisciante che si sta costruendo a scapito dell'intera comunità sarda, procedendo in silenzio, nell'indifferenza generale e approfittando di quella piaga sanitaria, economica e sociale su cui l'attenzione della popolazione è concentrata e in questo modo viene distratta dai problemi invece più imminenti che la Sardegna